Allora ci sono 12 punti che devi ricordarti ogni giorno, devi mettere questi 12 punti che ti sto per dire, questi reminder, davanti al tuo frigo, dentro il tuo portafoglio, ovunque. Insomma, nei periodi in cui il tuo dolore arriverà su, diventerà magari un po' più acuto, avrai delle ricadute e perderai quindi quel lavoro che hai fatto fino adesso sul tuo corpo, sulla tua mente, perché in questo periodo, in questo percorso avrai visto che ci sono degli alti e bassi. Gli alti e bassi sono normali, ma quando ci sono questi alti, nel senso che tu diventi fiducioso, fiduciosa, che questo percorso è veramente quello che ti serve, quello che sta facendo per te, è quello che ti sta aiutando, ci sono anche dei bassi. E i bassi è inutile nasconderci, ci saranno. E il fatto che però tu sei pronto o pronta a questi bassi, i bassi intendo che il dolore diventerà probabilmente più acuto, che ci saranno dei momenti in cui il dolore sarà forte. E a quel punto tu potrai perdere la speranza e dire: guarda, ho fatto tutto quello che questo programma, questa terapia mi diceva, però adesso sono a questo livello in cui il dolore è ritornato. Ho avuto dei benefici, ho avuto dei progressi, il dolore è ritornato, ho avuto una ricaduta. Questo accade molto spesso. E in questi momenti che devi ricordarti questi 12 punti che sto per dirti, ti metterò un PDF scritto dove potrai vedere scritto questi 12 punti e ricordateli, scriviteli, memorizzateli, ok? Guarda ogni singolo punto quando sei in una situazione di sconforto perché ti tireranno su e darai quindi questo segnale al sistema nervoso che non è rotto, che il tuo corpo non è rotto, che tu sei ok. Ok? Ora, questi 12 punti non sono stati ideati da me, sono stati ideati dal dottor Sarno, uno dei pionieri della terapia Mind Body, di questa terapia che stai guardando in questo momento. Era il 1970-80 quando questi 12 punti sono stati ideati, oggi la neuroscienza si è evoluta e quindi ci sono dei punti in cui magari bisognerebbe un attimo aggiornarli, ma ora te le spiego uno per uno, così che possiamo andare insieme per una volta e poi a quel punto, una volta capiti, dovrai semplicemente guardarli una volta sola, leggerli e avrai capito il senso di questi 12 punti. Ok? Andiamo sul primo numero, 1. Primo reminder. Il dolore è dovuto ad un sistema nervoso ipersensibile e non a una abnormalità del tuo corpo o a un danneggiamento del tuo corpo. Questo è chiaro, abbiamo visto fin dall'inizio che è possibile creare il dolore causato semplicemente da un sistema nervoso ipersensibile. Non ci devono essere quindi abnormalità, non ci devono essere danneggiamenti. Anche quando tu senti, in quei casi in cui senti dei cric-croc oppure dei suoni strani a livello delle giunture, questo non denota, non vuol dire che c'è una giuntura o un'articolazione che è danneggiata. Ok? Questo è normale, soprattutto nei casi in cui il sistema nervoso è andato in ipersensibilità per molto tempo, quindi le contratture, i muscoli, le ossa, tutti i tessuti del nostro corpo si vanno a contrarre ed è normale sentire un qualcosa di fisico, è normale, ma non vuol dire che quello è causato da un qualcosa di fisico, è causato da un qualcosa che viene mandato dal sistema nervoso centrale. Ok? Quindi, primo, l'abbiamo visto. Secondo, la diretta ragione, quindi del dolore, è, per quello che diceva il dottor Sarno, una mancata ossigenazione dei muscoli o del tessuto muscolare tendineo. Quindi questa contrazione va a far sì che vengono rilasciate delle piccole tossine in quella zona del corpo dove ti sta facendo male e quella è la diretta causa del dolore. Non vuol dire che quella è la causa, che è la causa a monte, quella è la causa di quella porzione di dolore. Ovviamente è, come ti ho detto nel primo punto, il master, diciamo, la guida, colui che crea il dolore è il sistema nervoso centrale, quindi il nostro cervello. Secondo punto, fatto. Andiamo al terzo. Il dolore nociplastico, o come chiamava il dottor Sarno questa sindrome, la sindrome da tensione miositica, un termine sempre ombrello del dolore cronico nociplastico, è causato da emozioni represse. Questa andiamo quindi alla vera
unica causa a monte di tutto. Perché il nostro sistema nervoso va in ipersensibilità, sì, ma perché? Perché ci sono delle emozioni collegate a quello che siamo, a quello che pensiamo, a quello che facciamo nel giorno, e questi pensieri fanno sì che il nostro corpo va in ipersensibilità, va in ipercontrazione, in ipervigilanza, in ansia. Questa ansia non è altro che paura. Quindi la paura di non tornare a stare bene, la paura di morire, in quel senso magari non fisico, ma la paura di non essere abbastanza, la preoccupazione di non arrivare a fine mese, la preoccupazione di non avere il nostro corpo che ci supporta nei mesi a seguire, nel fatto che non possiamo arrivare a dar supporto alla nostra famiglia o ai nostri figli perché il nostro corpo non ci sta supportando. Tutti, questo si entra in un circolo vizioso di ansia e dolore a cui non se ne esce. Bisogna ritornare quindi alle prime credenze, a questi 12 punti e dire ok, è così, questo è un sintomo, non è sinonimo di danneggiamento, so che la pratica, so che se io ritorno alle mie emozioni, so che se io esprimo le mie emozioni, anche quelle negative, in qualche modo il mio sistema nervoso ritorna in bilancio. E le tecniche le abbiamo viste in queste settimane di questo corso. La scrittura espressiva, per esempio, il tapping, per esempio, la mindfulness, per esempio, la meditazione. Ok? Però la pratica senza capire perché tutte queste cose arrivano e si perpetuano non serve a niente. Ecco perché i 12 punti devono essere sempre lì di fronte a te. Il dolore nociplastico, il sintomo nociplastico, qualsiasi tu sintomo abbia, è lì per distrarti, per proteggerti dalla tua emozione principale. Questo è chiaro che un sintomo è lì per un motivo ed è lì semplicemente per proteggerti. Quando noi esprimiamo questa emozione o siamo lì a fare il tracciamento somatico o il tapping, il sistema nervoso finalmente si sente accettato, si sente al sicuro. Quindi l'emozione di rabbia, frustrazione è finalmente stata accolta. A quel punto il sistema nervoso non fa altro che ritranquillizzarsi, ritornare quindi a casa. E quella casa sei tu. Quindi il sistema nervoso che non viene visto, non viene capito da una persona che tende sempre a fare le cose al massimo. Qualsiasi cosa devi farla al massimo e perfetta. Quello non è un sistema nervoso sano. Non può andare avanti così. Devi prenderti quindi il momento per tornare dentro di te, capire perché stai facendo certe cose, capire che il tuo sistema nervoso è ok ed è semplicemente lì che sta urlando per essere ascoltato. Lo devi ascoltare come vuole lui, non come vuoi te, come vuole lui. Quindi come se fosse un bambino da accogliere. Tu non dai le istruzioni a un bambino come se fosse un militare, tu dai le istruzioni a un bambino per accoglierlo, per fargli fare le cose che è capace di fare al momento giusto.